Cosa ha pensato quando ha sentito di una rapina del genere? Fa sempre impressione, purtroppo paralizza. Così il figlio di Fabio Gallina, l'imprenditore picchiato, legato e rapinato nella sua villa. Poche parole, quelle di Ruggero, che in questo momento sta cercando di sostenere il padre, scioccato e ancora dolorante per i colpi ricevuti. Intanto il cancello della proprietà è rimasto aperto per diverso tempo per permettere ai carabinieri del nucleo investigativo di accedere alla casa ed effettuare nuovi sopralluoghi e rilievi. Nelle stanze dove sono entrati i banditi è stato spruzzato l'intero contenuto di vari estintori per cancellare eventuali tracce. Stesso motivo che ha portato i malviventi a spogliare la vittima e portarsi via i vestiti che potevano contenere del DNA. L'imprenditore è stato raggiunto da almeno 3 pugni, uno in pieno volto e 2 al torace, colpi che lo hanno piegato e tramortito. Dopo i primi accertamenti in ospedale a Castelfranco è tornato a casa. Come sta intanto suo papà? Beh, potrebbe stare meglio, penso siate poi informati voi di me sui fatti, quindi quello che è stato detto è. I malviventi hanno bloccato la vittima a terra ed intimato di non guardarli e non muoversi. Poi hanno agito arraffando tutto quello che potevano, non solo il contenuto della cassaforte con 20.000 euro e la pistola regolarmente detenuta dall'imprenditore, ma anche diversi oggetti che aveva in casa. Hanno passato a setaccio stanza per stanza, poi sono fuggiti, lasciando Fabio Gallina denudato e legato con delle fascette da elettricista ed il guinzaglio del cane a terra. Solo dopo diverso tempo la vittima è riuscita a liberarsi ed andare in una pizzeria che si trova a pochi metri dalla villa e chiedere aiuto. Ti ha raccontato cos'è accaduto? Purtroppo sì, ma non mi sento di parlarne in questo momento. Difficile anche solo pensare a tanta violenza, è difficile accettare che il padre possa essere stato picchiato in quel modo. È caccia alla banda. I carabinieri stanno visionando frame per frame le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune ed oltre, alla ricerca di qualsiasi indizio per identificare l'auto utilizzata dai banditi.